Ok, mi dicono che ci siamo. Benvenuto a questo nuovo episodio di podcast con un imprenditore giovane questa volta qua, che poi adesso vi dico tutto, ma è talmente fissato di tecnologia che l'altra volta ha imballato la regia e non siamo riusciti ad andare in diretta. Benvenuto Alberto Gava. Grazie, buongiorno a tutti. Un complotto vi ho Un complotto. vi ho No, ordito. sai, come sempre hai usato la regola informatica numero 1, che è quella: se va tutto male stacca la spina. Abbiamo dovuto fare così l'altra volta. Esatto. I vecchi metodi di una volta funzionano sempre. Quindi avete già capito che Alberto si occupa di informatica, è socio di Informatica Service, è l'imprenditore più giovane che oggi ho intervistato nei podcast. Ci siamo conosciuti un po' di anni fa, no? Racconta come ci siamo conosciuti noi due. Ci siamo conosciuti più o meno 5-6 anni fa, perché ero all'inizio della mia avventura e volevo trovare qualcosa che mi permettesse non solamente a livello tecnico ma anche a livello di quelle che adesso si chiamano soft skill, di incidere e di prepararmi, perché comunque fare il passaggio generazionale è anche questione di formazione, e nella mia strada per la formazione ho trovato Claudio Valeri. E mi ricordo che le prime volte che ti davamo il microfono facevi una fatica a parlare. Adesso bisogna sparargli, esatto, perché adesso il lavoro principale è fare interviste, quindi fai interviste, fai il relatore. Come è stata quell'esperienza? No, è stata molto formativa, è servita molto soprattutto per farmi vedere, diciamo, il mondo da una prospettiva diversa, e è stato uno dei passi fondamentali che oggi mi hanno permesso, insomma, anche di ottenere certi risultati in azienda. Grazie dell'endorsement, quindi abbiamo fatto un po' di autopubblicità. Alberto, cosa fate di bello in Informatica Service? In Informatica Service, azienda che è nata da mia madre 36 anni fa, ci siamo sempre occupati di quella che è la consulenza, implementazione di gestionali. Nell'ultimo periodo ci siamo evoluti, puntando anche su tutto quello che è il settore dell'automazione del processo non standard, su tutto il mondo della BI, della business intelligence, e ovviamente, che adesso è sulla bocca di tutti, ma insomma con qualche anno di anticipo già ne parlavamo nel 2017-2018, il discorso dell'intelligenza artificiale e di tutto quello che è il mondo che adesso è ChatGPT. Un sacco di cose, però hai accennato storicamente tua mamma ha fondato 36 anni fa. Adesso parliamo un po' di storia. Intanto un'imprenditrice donna è già una rarità. Spero presto di intervistarne qualcuna, perché sto facendo un po' fatica, ma era già i suoi genitori erano imprenditori, ha cominciato lei. No. Raccontaci un po' come ha iniziato tua mamma, se lo sai, se no lo chiamo a lei. No, lo racconta anche molto spesso. Non aveva nessuno prima di lei, perché comunque mio nonno faceva il camionista e mia nonna era una sarta, quindi una famiglia semplicissima, veneta, però diciamo che il carattere, ecco, e la voglia di fare sicuramente hanno inciso, e quindi a 27 anni è partita con questa avventura, che pian piano si è trasformata, perché prima chiaramente è partita IVA e poi pian piano società di persone, poi società di capitali. Quindi secondo te la spinta era essere indipendente? Sì, sicuramente è sempre stata una persona indipendente con un forte carattere, una forte voglia di fare, e soprattutto una persona che si è sempre posta tante domande e la curiosità di avere una risposta alle domande che si poneva, ecco. Quindi diciamo la spinta principale era avere, comunque essere libera, non ama molto qualcuno che gli dice quello che deve fare. No, è il contrario, è lei che che ti dice quello che deve fare. No? Quindi tu l'hai vissuto tra l'altro su due livelli, come mamma e come capo, anche perché hai iniziato che era il tuo capo, adesso sei diventato tu l'amministratore, ma ancora comanda un po'. No, comanda lei, ancora lei è amministratore, io sono socio in minoranza, lei quindi comanda. C'è un passaggio generazionale, ma lo sta facendo. Sì, poi ecco, dei tre magari sono quello che molto più spesso va anche in contrasto, in disaccordo,
da un lato è positivo perché comunque fai una crescita, dall'altro sai bisogna anche cercare per il bene della comunità azienda. Separare tra azienda, famiglia, vabbè. Ma e tu invece, cioè, ti è toccato fare l'imprenditore, nel senso che sei nato dentro un'azienda o hai scelto comunque di imprendere, di mettere il culo sulla fettatrice, come diciamo qua noi, e di rischiare tutti i giorni? Allora, apro e chiudo parentesi, mia madre non ha mai voluto nessuno dei 3 fratelli che facesse... che portasse avanti l'azienda. Però faccio una premessa, io fin da piccolo sono nato con il discorso dei giochi gestionali, tutto quel mondo del gestionale, di far crescere, o quelli economici, di far crescere le aziende, oppure di far crescere squadre sportive, quindi ce l'ho sempre avuta un po' quella... Giochi gestionali, non so. Esatto. Poi tu giocavi già a fare l'impresa? A fare un po' l'impresa dentro a un mondo virtuale, però ci giocavo già. Poi pian piano crescendo, anche mi ricordo alle superiori così, volevo lanciare, che all'epoca nessuno si curava, il discorso che attraverso la pubblicità nei siti di guadagnare. Avevo lanciato un progetto che poi non è andato avanti, di mettere dentro gli appunti dentro un sito in modo tale che gli altri... Quindi ce l'ho sempre un po' avuta. Poi è andata un po' inscemando per varie ragioni, e poi fatalità, al primo anno di università mio padre ha un problema al cuore, non può più aiutare mia madre, e io là gli dico: mamma, ascolta, io so che tu vuoi che io studio eccetera, ma io faccio entrambe le cose, non mi interessa, se no abbandono l'università. E... ce l'avevi dentro, insomma, esatto, sto imprendere. Esatto. Hai cominciato a dargli una mano. Esatto, e da lì... Con cosa hai cominciato? Cosa hai fatto per primo? All'inizio... Ti ha fatto fare la gavetta? All'inizio perché proprio non voleva che io andassi avanti, ti faceva fare le cose peggiori. Cioè, tipo anche pulire le stampanti, tutte le cose peggiori me le faceva fare, perché ovviamente il suo obiettivo era che tornassi solo a studiare all'università e che... ti voleva disincentivare. Esatto. Poi, ad esempio, gli ho detto: ma insegnami, tu che sei brava in tutta la parte contabile eccetera, che avendo fatto il liceo scientifico non sapevo far bene, arrangiati. Quindi io, perché sono una testa dura come lei, vado a fare corsi di contabilità eccetera, a costo di imparare e di dimostrargli che so farla, e da lì è cresciuto il tutto. Dopo un po' di tempo si è arresa e ti ha fatto sempre di più, dato responsabilità. Esatto. Quindi adesso l'attività principale è in che cosa ti occupi tu? Sia dello sviluppo, quindi sviluppo nuove clientela. Esatto. Non fai attività anche di programmazione, no? No, quella l'ho abbandonata. Diciamo che quello che faccio principalmente è, adesso magari a livello strategico sono sempre dentro anche la parte commerciale dell'azienda, però quello che faccio di più è sviluppare tutta l'area tecnica e la parte di consulenza e di gestione progetto. Questa è la cosa che faccio maggiormente. Mi occupo magari forse di più delle relazioni pubbliche, ma la parte commerciale vera e propria la sto pian piano delegando ad altre figure all'interno che stanno dell'azienda. crescendo. Esatto. Oggi nel lavoro che fai tutti i giorni, qual è la sfida, la parte più difficile, la parte più complessa nell'operare nel mercato come impresa? La frenesia sicuramente, perché viviamo in un mondo, soprattutto quello tecnologico eccetera, che si vuole sempre tutto subito, l'urgenza è l'ordine del giorno. Tu vuoi fare, ad esempio, vuoi progettarti la giornata, te la progetti la sera prima per il giorno dopo, ma è impossibile perché tu sai già che ci saranno 100.000 urgenze da dover gestire, perché chiaramente viviamo anche in quello che è il nostro business, è anche la parte di assistenza, di gestire le urgenze del cliente, e ovviamente il giorno dopo non sai che possibilità di urgenza può avere il cliente. Vediamo anche oggi cosa è successo. Oggi abbiamo l'aeroporto di Venezia e metà imprese bloccate perché un aggiornamento di Microsoft ha mandato tutto in palla. Quindi è veramente un mondo super frenetico e la gente è abituata ad aver sempre tutto subito. Oggi Amazon ha portato la frenesia al massimo. Tutti vogliono che noi tutti siamo Amazon e che ti consegna tutto subito, ecco. Diciamo che questa cosa qua ovviamente ricade su tutti noi e su tutti i nostri clienti, ma qual è la problematica che oggi come azienda informatica possiamo aiutare meglio a gestire ai nostri clienti, insomma alle imprese? Cioè oggi le sfide che hanno di fronte la maggior parte delle imprese
sono, diciamo, non voglio dirtele io, volevo un attimo vedere certo. E come oggi state aiutandoli attraverso l'informatica. Sì, sicuramente, Claudio, quello che ci chiedono di più è l'automazione del processo, ma ci chiedono l'automazione del processo non perché non credano nel valore umano, attenzione, infatti noi crediamo fortemente nel valore umano e la tecnica deve essere sempre affiancata. Come l'intelligenza artificiale, esatto, è uno strumento a servizio dell'uomo. Esatto, si spera perché finché poi non ci cancella la via. Però diciamo, quello che ci chiedono è l'automazione del processo, ma il perché ci sta dietro è il fatto che oggi noi come nazione Italia abbiamo un problema che si chiama denatalità, e quindi l'automazione del processo ce la chiedono perché hanno in prospettiva, almeno gli imprenditori che ci vedono un po' più in maniera lungimirante, il discorso che dovranno magari aumentare il volume di produzione ma tenere le stesse persone, e per fare ciò devono per forza andare ad automatizzare il processo. Lo possono fare da una parte comprando macchinari e via dicendo, ma dall'altro anche attraverso la parte più informatica, quindi attraverso l'informazione che ricevono e danno, e in questa fase entriamo noi con tutta la parte di automazione del processo informatico. Ecco, questo è quello che ci chiedono di più. Sicuramente poi ci sono altre cose minori, ma mi sento di dire che questa è la situazione principale che oggi come attori nel mondo informatico dell'ingegneria gestionale ci troviamo più spesso ad agire, ecco. Spesso parliamo di successi, però qui in questo podcast parliamo anche degli insuccessi, quindi ti è capitato, anche seppur nella tua giovane carriera, di fare qualche sbaglio, di fare qualche errore, di creare qualche guaio? Mi dirai sicuramente, penso già di sì. E se sì, quello che a me interessa su questo podcast è che è un po' anche le caratteristiche che abbiamo fatto vedere delle eccellenze del territorio, come reagisci, come agisci mentalmente quando succede un problema. C'è chi si ritira in un eremo, c'è chi riunisce tutto il team. Tu cosa fai quando c'è un problema? Intanto, ti è capitato? Mi è capitato con relativa cazziata da parte del mamma, del generale del generale che sta sopra, ma sì, è servito sicuramente. Faccio anche degli esempi, anche sbagliati investimenti magari sul marketing, su altre cose, perché sai, poi io sono uno che, come ti dicevo prima, sì, ma sperimenta, ma anche non riesco a star fermo. Cioè è come quando nel gioco gestionale dovevo continuare a far crescere quella che era l'azienda o l'impero in base al tipo di gioco, così lo vedo anche un po' nell'azienda. Sono uno che non riesce a star fermo, e come tu ben sai, visto che ultimamente ci frequentiamo, ma la reazione è sempre stata quella del adesso devo cercare di rimediare e far meglio ancora. Faccio un esempio. All'epoca ero anche come dipendente, non darmi lo stipendio eccetera, perché ci penso io adesso, mi facevo più ore di lavoro eccetera per recuperare quel buco, quel danno che c'è stato, pur di insomma di far ritornare i conti a posto e di rimediare. Ma tuttora capiterà sempre, ma insomma. Sì, questo è l'aspetto anche etico dell'etica del lavoro profondo. Ma mentalmente, quando succede un momento di crisi, cosa fai? Diciamo che non è che magari sto quell'oretta un attimo a riflettere eccetera, ma la prima cosa che penso è l'azione da fare per rimediare. Cioè quindi io sono sempre uno che cerca ti focalizzi sulla soluzione, non sul problema. Esatto, ma in qualsiasi cosa. Infatti mi dicono purtroppo i miei amici che dovrei essere un po' meno imprenditoriale in azienda quando sono fuori con loro, perché sono tanto spesso decisionista e che vuole subito andiamo a mangiare la pizza, però sei tu che decidi, ma allora stasera mangiamo così. E allora è un po' più complessa esatto. La questione. Magari uno voleva il sushi e io ho deciso pizza perché Allora tu hai iniziato, comunque in qualche modo hai sgomitato e sei riuscito ad arrivare un po' a una posizione.
di semivertice, perché adesso qua finché non c'è. Ma hai dei collaboratori, Sì. sicuramente hai dei collaboratori. Come scegli i collaboratori? Cioè, qual è per te una caratteristica che ti fa dire che ti puoi fidare di loro? E come li selezioni? Che cosa guardi oggi? Perché a me interessa sempre, perché stiamo parlando ad altri imprenditori, no? Sì, qui se dico tutto poi cade un po' anche la maschera che uso all'interno, però di è quello, giusto... di è quello giusto che vuoi dire pubblicamente, no, abbiamo 70 milioni di spettatori. esatto, è giusto anche insomma dirlo. Diciamo che poi dipende sempre da che ruolo, chiaramente un ruolo dove si richiede Siamo una le certa persone responsabili, persone di fiducia. Sì, diciamo che comunque quello che io faccio molto spesso è un po' quello di chiaramente analizzo la persona, tutto quanto. Poi se mi ispira fiducia, io sono uno che difficilmente però ha la fiducia totale nelle persone, quindi molto spesso mi travesto anche un po' da quello un po' finto tonto, che sembra un po' tonto, eccetera, e lascio che l'altro capisco se voglia fregarmi o meno. Ecco. E è un po' questo. Se vedo che invece non vuole fregare, che crede veramente in me, a quella persona inizio a dar sempre più fiducia. Ecco, diciamo che non cerco di essere quello un che po' come Russell Brunson, che dicono che va a prenderli travestito da autista all'aeroporto per vedere se vedono che sto autista è vecchio, se alzano le valigie loro oppure la stanno lì. Sceglie i suoi manager così, quindi tu prima simuli di non essere tanto... Sì, diciamo che non mi piace essere quello che magari subito fa prendere paura, eccetera, di governare con la paura, però cerco, anche perché ho sempre un'ottica, insomma, che un giorno l'azienda a qualcuno la devo... Cioè, sono giovane, però che vada avanti, ci ho sempre avuto quella logica lì, no? E avendo quella logica lì... No, non puoi essere, anche perché arrivi magari fra 10, 15 anni, 20, quando sarà, che senza di te non va avanti più niente perché sei sempre stato tu a bastonare. Dall'altro però chiaramente fai più fatica con certi che non capiscono il concetto di comunque sei dentro una comunità che hai una certa responsabilità. Però ecco, io agisco così molto spesso. E che cosa deve saper fare qualcuno, o comunque l'abilità che vedi meglio, proprio per dimostrarti che ti puoi lasciargli il portafoglio? Cosa devi vedere? Sì, devo vedere quella capacità di riuscire ad esempio a risolvermi i problemi senza che ci sia sempre da chiamare Alberto per risolverli. Quindi che sia proattivo, responsabile proattivo. Ci deve essere quella capacità di dire che se ad esempio non lo so io sono assente e via dicendo, vengono fatte le cose senza che ci sia sempre io in presenza che devo bastonare. Cioè ci sono diciamo vari dettagli che vanno tutti verso la fiducia. Cioè se io è un po' complesso da dire, ma se ad esempio ci sono dei compiti da fare, ok? E iniziano a trovare mille scuse. Io magari dico sì, ok, hai ragione, però poi lì è una chiave, loro si sentono adagiati, ok? Ma quella invece è la chiave che mi dice, questo tanta voglia non ha e si trova sempre una scusa. Quindi per te un driver importante è vedere sempre se uno ha la domanda di cosa posso fare io in questa situazione, cioè propositivo. Esatto, cioè se io gli magari non ho la soluzione, però ci provo, voglio provare. Mi è venuto un esempio pratico. Se io dico l'obiettivo da arrivare è magari fare 80 chiamate in una settimana perché c'è questo obiettivo da raggiungere, ok? Se poi io vedo che ne fai magari 30, ti dico guarda, bisogna un po' aumentare, però vedo che lui non ha quello scatto eccetera, se ne frega perché tanto io non lo riprendo, sono magari gentile nei modi, mi fa capire che quella persona non può investire più di tanto. Esatto, ecco. Ok, ci sono state delle cose che hai fatto contro ogni logica e che poi tutti ti dicevano non farle Alberto, no, non lo devi fare, e poi invece sono andate bene? Sì, ce ne sono. Ne vuoi citare una? Sicuramente, ecco, quella fase in cui ho voluto abbandonare totalmente la parte hardware, perché apro e chiudo parentesi, all'epoca come tante aziende che si occupavano di software gestionali c'era anche la parte hardware.
all'inizio c'era tutta la paura, ma no, ma poi quando ci arriva un cliente che ci chiede tutto, chissà cosa pensa, eccetera, va da un altro perché gli offre tutto sia software che hardware. E invece quella scelta si è rilevata vincente perché ci possiamo concentrare di più su quello che sappiamo far bene, che è la parte gestionale, software, sviluppo software e via dicendo. Ci siamo tolti una grande rogna in tutti i sensi, che era la parte hardware, e secondo me se un'azienda è seria e capisce, uno che è bravo solo a fare quella parte lì è molto più valido di uno che prova a far tutto e poi magari lo fa male perché fa fatica ad aver le risorse che sanno far tutto dalla alla Z. Ecco. E piuttosto ti appoggi a partner che sono validi sull'altra area, anche perché viviamo in un mondo di complessità. La complessità aumenta in continuazione e tu non puoi avere il softwareista che ti programma gestionali, che è anche un fenomeno in tutta la parte di sicurezza, firewall e via dicendo, e allo stesso tempo quello che è bravo nella sicurezza nel firewall non sarà mai bravo nell'altra parte. Verticalizzato. Curiosità, apro e chiuso parentesi, negli ultimi 2 o 3 anni ci sono arrivate tante aziende che si occupano di hardware, che magari hanno preso il gestionale da noi o il CRM da noi e via dicendo, proprio perché anche loro capiscono questa cosa. Magari prima loro come secondo business vendevano software e ci hanno detto ci appoggiamo a noi, a voi più volentieri, e ci date anche una mano. Perché è separata la cosa. Sì. Molto interessante, siamo dentro il contesto di Accademia del Valore, c'è questa parola che si chiama valore e viene usata tantissimo, ma secondo te oggi che cosa vuol dire per te creare valore per il mercato o per le persone? Io quando ho scritto per la prima volta il mio libro sul valore nel 2013 avevo la pazzia di dire definirò cosa vuol dire valore in azienda. Poi mi sono reso conto che era impossibile, e anche se avevo intervistato una decina di personaggi importanti, sappiamo che è una nominalizzazione, quindi ognuno di noi ha la propria definizione. Per te, che cosa vuol dire creare valore per la tua clientela, per te stesso, per la comunità? Perché poi so che tu fai tantissimo anche per la tua comunità. Allora, parlando dell'azienda, sicuramente quello che ho imparato è il servizio che uno offre, ma il servizio nel senso di affiancamento. Noi siamo come, diciamo, dei padri che dobbiamo prendere per manina e accompagnare l'azienda verso la digitalizzazione. Forse quello che mi mancava anche nei primi anni, e che comunque anche nella fase di crescita dell'azienda magari lasciamo un po' di disparte, perché sempre corri destra a sinistra, e lì ho un po' peccato, ma nell'ultimo periodo sto molto prendendo e sto impostando tutta l'azienda in questo verso. È sempre far sentire la presenza, la vicinanza al cliente. Noi ci siamo, dici cosa hai bisogno quando prendiamo una commessa, siamo noi che ogni tot tempo, anche se non vediamo la risposta del cliente, il feedback del cliente, siamo noi che lo anticipiamo in continuazione. È il cliente che si scusa per i ritardi rispetto a noi. Questo secondo me è di fondamentale importanza ovviamente in quello che è il mio business, ma credo che il servizio sarà un po' il futuro che differenzierà le aziende, cioè le aziende che puntano a un certo target e che si posizionano in un certo modo dovranno sempre di più migliorare quello che è il servizio, e il servizio vuol dire anche migliorare quello che è il rapporto umano con le persone, altrimenti metteranno dei robot. E dall'altro invece, come dicevi bene tu, anche con la comunità, io ritengo che abbiamo vissuto quello che è il periodo della globalizzazione, però la globalizzazione ci ha resi un po' sempre tutti più uguali. Il McDonald's lo trovi a New York come lo trovi a Conegliano da me, però rendendo tutti uguali si è un po' perso quel senso di comunità. E quindi io sto pian piano facendo anche questo, credo che sia fondamentale. Anche l'azienda la sto impostando un po' come una comunità. La cosa bella è che ad esempio ho dei colleghi che magari anche vengono da più distante, e non solo, ma che gli dico guardate, noi possiamo lavorare in ibrido. Quando uno ha fatto 1 o 2 anni di esperienza, magari gli dici se vuoi un giorno alla settimana lavori da remoto, anche 2, e invece loro no,
nonostante tutto vogliono venire in azienda perché sentirsi... si sentono e stanno bene in azienda, e questo secondo me è di fondamentale importanza, è una cosa bellissima, e non lo faccio solo in azienda ma lo faccio soprattutto fuori. Ci ho fatto anche una tesi sull'importanza insomma della comunità, di creare un'economia di comunità, e questo lo sto portando avanti con il festival dove tu hai partecipato, perché lo ritengo di fondamentale importanza. E fare... di due parole sul festival, che comunque poi è stata la seconda edizione, esatto. Ma si prevede un futuro roseo, nel senso che speriamo, sì, è la seconda edizione. Già la seconda edizione abbiamo fatto più di 6.000 presenze, più di 6.000 persone. È un festival economico-sociale dove abbiamo un po' ricreato quello che è il senso della comunità, chiamando quelli che sono gli editori indipendenti, proprio per far capire che molto spesso la qualità, la piccola misura è meglio di una grande quantità, come le grandi case editrici che magari non curano tanto la qualità ma pensano più alla quantità. E anche un libro è un'esperienza, non può essere che un libro viene scelto in base al numero di copie che potenzialmente può vendere. E dall'altro poi c'è tutto un contesto dove si fanno questi incontri come quello che hai fatto tu, Claudio, dove si fa capire l'importanza di essere comunità, di partecipare, e della stessa presenza, che è di fondamentale importanza, perché oggi io e te siamo qui in presenza. Sicuramente aver fatto questo podcast invece via Teams non avrebbe avuto lo stesso valore, non avremmo avuto lo stesso tipo di interazione. Molto molto bello, hanno fatto un bel festival. Tra l'altro io ho avuto l'opportunità già 2 volte di partecipare come intervistato, quindi ero dall'altra parte, ed è stato molto interessante anche il fatto che c'era il pubblico molto affamato da noi imprenditori, e anche molto si attendeva molto dell'assunzione di responsabilità da parte degli imprenditori per aiutare il tessuto, che poi è un po' la cosa che cerco di insegnare nei miei studenti, che è quella di dire: se vuoi fare una presa che viva 100 anni e oltre, devi fare in modo che stia bene il tuo cliente, il tuo collaboratore, tu che sei l'azionista, ma anche il tessuto sociale dove vivi. Se fai questo hai tutti che tifano per te, e la possibilità che vivi di più è molto più grande, ed è un po' il modello che poi dopo è stato inquadrato come società benefit eccetera. Però al di là del fatto che uno diventi benefit o no, è un tipo di visione, un tipo di valore che è sempre maggiormente richiesto, tra l'altro dai giovani, perché sappiamo che ce ne sono sempre di meno per la demografica, ma quelli che ci sono ambiscono a lavorare a aziende che gli danno la possibilità di esprimersi anche valorialmente, no? Esatto. La tua esperienza nella selezione, nel trovare personale, com'è? Che adesso oggi il tema di base è: buongiorno, ciao, come stai? Sì, non trovo gente, non trovo ma perché stai comunicando come una volta, per quello non le trovi. Sì, diciamo che sicuramente c'è una fatica, soprattutto su certe figure tecniche. È inutile star a dire che non ci sia, sarebbe da ipocriti, però sicuramente l'esempio, anche noi come azienda abbiamo la maggior parte delle persone all'interno che sono degli under 35, diciamo, tutti giovanissimi, che con molta voglia di fare. Sicuramente la differenza la fa il contesto, la fa anche la cultura poi di impresa che riesce a trasmettere, perché chiaramente tante volte si esagera troppo dall'altra parte, del tipo di far vedere l'azienda per quello che non è, come il paradiso, poi vai dentro ti trovi malissimo. Invece bisogna essere un po' coerenti, cioè l'azienda comunque sei in un contesto lavorativo dove devi impegnarti, c'è un certo tipo di cultura e non è come la scuola, lì poi ci sarebbe troppi discorsi da aprire, però dall'altro lato l'azienda è anche una comunità che poi serve per il territorio, perché se ci sono aziende allora il territorio fiorisce, senza non fiorisce, e quindi non può essere solamente un sistema dove tu sei un numero, ma è qualcosa di più alto, ed è quello che io ambisco anche con la mia azienda e con la mia visione, insomma. Ed è il motivo per cui sei qui, perché sennò non ti avrei avuto come ospite. Cosa fai per formare il team e te stesso? So che stai studiando costantemente. Adesso lui qui
vola via, deve andare a studiare, a fare un master. Esatto, Racconta un po'. Diciamo che ormai ho avuto un sistema dove mi alterno, un anno faccio soft skill, un anno faccio hard skill, perché per me, io sono come Aristotele, nella medietà c'è la giusta via, quindi non sono né uno che punta troppo su una parte e sull'altra, quindi mi alterno un anno uno, un anno l'altro. Quest'anno è l'anno delle hard skill, chiaramente, e diciamo quello che faccio intanto per formare me stesso è cercare sempre di trovare qualcosa di nuovo che mi può dar di più. Ad esempio adesso sto facendo questo master di secondo livello a Udine in tutta la parte CFO, perché credo che un consulente gestionale debba sempre maggiormente valorizzare quella che è l'area dei costi e quello che è del controllo di gestione, che è qualcosa che nella cultura imprenditoriale veneta è ancora scarso, e io voglio un po' anticiparlo e pian piano comunicarlo, no? Anche perché oggi ci sono i software che lo permettono di fare in maniera molto più semplice, facendo perdere meno tempo. Dall'altro chiaramente c'è anche una continua formazione dei ragazzi che ho all'interno, sia sempre da una parte di soft skill e l'altra di hard skill, in modo tale che anche il mio team continui a crescere pian piano e svilupparsi sempre meglio. Ad esempio, non lo so, anche per la parte programmazione, fargli fare corsi del tipo tutta la gestione dello Scrum, che è un metodo, diciamo, di gestione del progetto. Sono tutte piccole cose con cui cerchiamo, insomma, di far crescere tutta l'azienda e non solo il singolo. Ascolta, lavori tantissimo, perché ho visto ritmi. Vabbè, sei giovane, cacchio, anch'io quando ero in giovane età, così. Devo dire che ancora oggi ci do dentro, ma non va bene. Cosa fai per il tuo equilibrio? Cioè, dove prendi l'energia, il tuo equilibrio tra la vita privata e il lavoro? Sai che noi qui dentro siamo fanatici del fatto che se devi fare un bel contratto, se devi fare una bella roba, il cliente mi dice: ma come devo preparare? Io dico: vai a sciare, vai a fare qualcosa. C'è stata una famosa storia di un cliente che appunto doveva fare un grande consiglio di amministrazione per una cosa importante, ed era inverno, e il giorno prima lo seguivo in coaching, mi ha chiesto che cosa poteva ancora fare, l'ho mandato a sciare, e il giorno dopo ha fatto l'affare, ma non per merito mio, ma per dirgli: metti attenzione a te stesso e a ricaricarti. Tu cosa fai? Allora, poco. No, diciamo che poi va a periodi. Insomma, io cerco sempre di ascoltare il periodo in cui sono, la fase in cui sono. Allora, premettiamo un problema, che se io sto troppo fermo mi annoio. Aveva detto prima, no? Che devo fare. Ma è proprio un problema mio. Se ti mettiamo una dinamo qua, fai energia. Esatto, più o meno. Nel senso che, ad esempio, anche quando vado in vacanza, eccetera, devo avere il campo da beach volley, qualcosa. Non fai la vacanza, quella distesa. No. Muori? Cioè, no. L'unica cosa, ecco, non sono uno che va troppo in giro con la macchina, perché già vado in giro con la macchina troppo, la macchina ma la parte tortura. fisica è importante, quindi devi muoverti fisicamente. Devo muovermi. Riesci a fare qualche sport? No, adesso sono fermo, però comunque faccio attività fisica. Non faccio un vero sport, però faccio attività fisica, e qui apriamo una delle prime parentesi. Sicuramente quando io vado, che vedo che inizio ad arrabbiarmi troppo con le persone o che sono giù delle mie, la prima cosa che faccio è andare a correre o in bici o corsa a piedi. Quello è fondamentale. Molto spesso vado, quando posso, anche a lavoro in bicicletta, perché ho la passione poi per la bici. Sono nato con Contador, Pantani, e quindi ce l'ho sempre avuta. Vivi in un posto di colline belle, esatto, in mezzo ai vigneti, insomma. Esatto, dai. E quindi già anche il l'ambiente, contesto aiuta. Esatto, il contesto aiuta. Quindi ho questa passione che porto avanti. Purtroppo io ho fatto per anni beach volley, ma il beach volley è un po' più difficile nella mia zona. Dovrei essere magari qui a Scorzè, sarebbe più facile. E poi l'altra cosa è sicuramente anche la parte spirituale. Insomma, io sono un cattolico praticante, e sicuramente una figura in particolare, che è stata quella di Don Roberto, che è il parroco del Duomo di Conegliano, è sempre stata una figura che mi ha aiutato a trovare un certo equilibrio, e che serve più di tante altre cose. Insomma, 2 ore con Don Roberto mi servono di più che 2 settimane in vacanza spiaggiato, che mi farebbero poi nervosire dopo un po'. Come vedi, qua esce fuori che per allenare il nostro equilibrio abbiamo l'aspetto fisico,
ma abbiamo anche l'aspetto spirituale, Esatto. che insomma quindi che ci ricarica. Questo è molto interessante. Prima di arrivare alle domande sul futuro, perché adesso ti farò un sacco di domande sul futuro, perché il futuro ti gasa, ti faccio il giochino sottovalutato e sopravvalutato, che è il giochino che faccio sempre. Secondo te oggi il marketing in azienda è sottovalutato o è sopravvalutato? Normalmente nelle aziende che incontri. È sopravvalutato, ma quello sbagliato. Ah, ok. Vuol dire, cioè, spiegami meglio. Cioè che oggi molte dicono ah sì, faccio marketing, ma per loro il marketing vuol dire far pubblicità sui social e avere il ritorno dei clienti dopo che un mese. poi quasi ormai dicono ma cazzo non funziona, no? Invece il marketing è qualcosa di più complesso, tant'è vero che ci sono corsi di economia magistrale dove si fa solo marketing, proprio perché il marketing è qualcosa che parte anche dal prodotto, parte dall'azienda, dall'interno, non solo dall'esterno. È una serie di cose che ci vuole tempo e non può che essere... la maggior parte non conosce Esatto, come funziona. esatto. Ti dà un assist grande, ma te lo do. Secondo te è sopravvalutata o sottovalutata la innovazione? L'innovazione. Allora, qui ti ripeto, come il marketing è sopravvalutata quella sbagliata. Cioè, faccio un esempio, l'intelligenza artificiale, adesso tutti si sporcano, intelligenza artificiale. tutti che si sporcano la bocca, però l'intelligenza artificiale, a parte che sono comunque algoritmi di machine learning che c'è da tempo, Netflix, quando tu vedi che c'hai i film che sono selezionati in base a quello che hai visto prima, non è nient'altro che un algoritmo di machine learning, ma è farla in modo intelligente e capire che ci deve essere sempre l'umano al centro, come anche adesso Industria 5.0 cos'è? È Industria 4.0 dove si mette l'umano al centro che prima non c'era, perché proprio ci si è anche accorti che forse far tanta automatizzazione senza aver ben chiaro che c'è comunque la persona al centro forse così bene non è. Non era. E quindi purtroppo si vuole, quando io vado a parlare, sì, intelligenza artificiale è bello, ma io non devo più fare niente, i miei collaboratori non devono fare più niente, fa tutto lei. No, non è questo, cioè è cercare di andare a pian piano attraverso l'immissione dei dati, e poi qua si apre un'altra parentesi, che dati, perché qua tanti usano ChatGPT adesso per lavorare, non si rendono conto che se tu dai in pasto i dati a ChatGPT, li dai in pasto a Microsoft, che è un'altra azienda privata, e allora lì c'è un altro discorso che si apre. Che tipo di intelligenza artificiale vuoi fare? Vuoi fare un vero sviluppo? Lo dovresti fare solo sui tuoi dati, no? Se lo vuoi fare solo sui tuoi dati, devi sviluppare un'intelligenza artificiale all'interno del tuo database, anche perché poi ChatGPT le risposte che ti dà, te le dà non in base ai dati della tua azienda, ma in base a tutte le aziende che usano ChatGPT, e quindi lì si aprono tutta una serie di riflessioni che adesso non voglio aprire perché sennò si perderebbe troppo tempo. Però tornando nel merito della tua domanda, quello che bisogna capire è che tu devi fare sviluppo perché piano piano la digitalizzazione, l'innovazione e l'intelligenza artificiale, ma ci sono tanti altri tipi di innovazione, dovrebbero portare a permettere alla tua azienda di valorizzare sempre di più quello che è il capitale umano, che possa dedicarsi alle attività veramente importanti e lasciare in disparte invece le attività che sono, diciamo, di minore importanza. Insomma, inserire dati tutto il giorno dentro un gestionale è un'attività che, insomma, è anche un po' logorante dopo nel lungo periodo. Invece attività molto più importanti che permettono, che magari coinvolgono la creatività della persona, che coinvolgono il ragionamento, il problem solving, devono diventare diciamo principali. Dall'altro lato c'è il discorso che molto spesso ti trovi anche con persone che magari invece fanno fatica perché sono vissute per troppo tempo in un mondo dove era tutto standardizzato e sempre che dovevano fare la stessa cosa tutto il giorno, che magari hanno un po' il terrore di dover invece riprendere, avere una mente un po' più creativa e via dicendo. Quello che aiuterà sicuramente, secondo me, in questo processo è piano piano avere un sistema sociale dove formarsi, perché l'informazione è un'altra cosa, formarsi in continuazione, scoprire nuove cose deve diventare l'abitudine principale. Allora lì la sfida secondo me si vince. Tu non so se lo sai, ma te lo dico adesso, io seguo a tuttora in strategia molte aziende informatiche e ho sempre seguito tante aziende informatiche, tanto è vero che vorrei un giorno
fare un brand dedicato solo al mondo informatico, quindi lo conosco bene. Per me ogni azienda che produca qualsiasi cosa dovrebbe avere il vantaggio competitivo della digitalizzazione, quindi del digitalizzare la lettura delle informazioni, la trasformazione delle informazioni in dati, per farmi prendere scelte più accurate e soprattutto per metterci meno tempo. Questa idea però va messa nella testa delle persone. Che fatica fai oggi ancora nel mettere nella testa delle persone questa idea? Tantissime, cioè, perché poi il problema qual è? È che molto spesso non vogliono ragionare con il consulente che è lì per aiutarti, ma vogliono ragionare con la sua testa, con la loro testa, e loro Quindi magari spiegano al commercialista come fare i conti. sì, Cioè, esatto, è un po' la stessa cosa. Magari il commercialista un po' meno, perché lo vedono come una figura con una certa autorità, sai, è dentro un ordine e via dicendo. Magari, essendo che il consulente ERP e tutto questo mondo qui è un po' più distante, lo vedono come una persona meno competente. Mi ritrovo, faccio degli esempi concreti, perché così poi la gente voglio esempi concreti. Cioè, è inutile oggi con la fattura elettronica perdere ore su ore per avere il tracciato stampa della fattura di cortesia con tutto allineato, eccetera, con il loghetto un po' personalizzato. Ci sono tante altre cose importanti su cui puntare. Invece magari si fermano su queste sciocchezze. Voglio in grassetto questa cosa. Cioè si fermano proprio su le monate, mi viene da dire, scusatemi il termine. No, ci sta. Sulle monate, invece di dedicare il tempo alle cose che veramente gli servono e a formare veramente le persone su quello che realmente serve per poter portare un valore aggiunto in azienda. Tu sei sei stato filtrato, se no non eri qui nel podcast, quindi c'è un certo di mentalità, però non è che ti sforzi troppo a convincere, nel senso, tu fai in modo, ti scegli tu il cliente, fai in modo perché sei della scuola mia, che ti scegli tu il cliente. Poi quindi voglio dire, sì, fai fatica, ma anche a un certo punto, se uno non vuole capire, vado dall'altro che capisce. Sì, poi sei d'accordo? Su questo sono d'accordo. Poi sai, ti ritrovi sempre con magari il parco clienti che c'hai da una vita, che quello magari va educato. Sappiamo va educato, che il principio base è l'educazione, del gravity marketing, quando parlavamo proprio educare, va educato. Va bene, siamo già passati una quarantina di minuti, siamo alle battute finali, parliamo di futuro. Allora, innanzitutto non ti faccio la domanda, quella come faccio standard, dove ti vedi fra 5 anni che vai in pensione, ma dove non ti so vedi... neanche se la vedrò io la pensione. Non la vedremo nemmeno noi, figuriamoci te. La sfide dei prossimi 5-10 anni, sia legate, secondo te, mi piacerebbe una tua opinione da tecnico, da esperto, quindi del mondo dell'informatica, della digitalizzazione, cosa vedi nel tuo futuro abbastanza breve, e cosa vedi invece, cosa sono sfide per la informatica service, cioè per voi. Sì, magari aggiungo anche una sfida un po' più grande a livello anche macro. Partiamo sulla parte tecnologica. Io vedo che ci sarà sempre più bisogno di una tecnologia che vada di pari passo, anche affiancandosi, e che aiuti veramente le persone. Vedo anche adesso sull'ambito del project management serve sempre più un qualcosa che non tanto automatizzi, ma che porti quel valore aggiunto perché le persone siano protagoniste e che il software gli aiuti a commettere meno errori. Non tanto il discorso dell'automatizzare, perdere tempo, perché poi troppa automatizzazione può invece rilevarsi magari controproducente. Dall'altro lato, sempre più un discorso dove le aziende devono capire che devono lavorare sui loro dati e non sui dati degli altri, e quindi qua si riapre il discorso di prima dell'intelligenza artificiale. Poi come sempre dico, il futuro, io non sono un determinista, quindi il futuro non si conosce. Io posso tracciare delle possibilità che magari pian piano indirizzeranno in quel mondo, però poi il futuro è sempre incerto, e anche un po' questo è il bello, perché se il futuro fosse
fosse deterministico, insomma, ci provano da milioni di anni a determinare il futuro, ma ogni volta non ci azzeccano, quindi io non faccio mai previsioni certe. Dall'altro, per quanto riguarda l'azienda, sicuramente impostare pian piano creare un piccolo team sempre più manageriale di cui possa fidarmi, a cui pian piano possa dedicarmi, possa, diciamo, delegare la maggior parte anche delle decisioni dell'azienda, proprio per quello che ti dicevo, che vorrei pian piano che l'azienda si impostasse su un'ottica, non è che va avanti perché ci sono io, ma va avanti perché è una comunità in cui ci sono tante persone che ci credono. E questo un po' si riallaccia anche alla mia tesi di magistrale che ho fatto sul distributismo, e quindi su questa filosofia economica su cui non voglio solamente aver scritto, ma voglio anche applicarla piano piano. È una cosa difficile, è una cosa lunga, ma in cui credo fortemente e in cui sto trasmettendo anche ai miei colleghi piano piano il fatto che se l'azienda viene vista come una comunità va avanti non se c'è un popolo nomade che si sposta, ma se c'è una comunità che rimane fissa su un territorio e che pian piano, proprio perché è da tempo nel territorio, si può sempre più sviluppare, può sempre più progredire. E poi c'è la fase macro, insomma, di quello che è il futuro a livello, diciamo, più globale, dove vedo che ci sarà sempre di più, a mio parere, diciamo un multipolarismo che porterà da una parte diciamo alla fine della globalizzazione o del mondo come lo vediamo adesso, ma dall'altro secondo me bisogna cogliere il positivo, e il positivo è che quello che è l'ossatura, secondo me, di una nazione, quindi il settore secondario della produzione, può avere benefici perché pian piano si tornerà su una produzione sempre più locale, e quindi motivo in più per cambiare un po' rotta, non solo a livello di denatalità, ma anche a livello un po' di, diciamo, più in generale della visione che hanno gli italiani oggi, perché oggi il più grande problema che abbiamo in Italia, oltre alla denatalità, è la mentalità dell'italiano medio, che continuamente si lamenta e continuamente. Invece io sono un po' come diceva Mattei: è ora che la finiamo noi italiani di dire che non siamo capaci di far questo, che non siamo capaci di far quello, e invece tirarci su le maniche e essere un po' più, anche perché abbiamo dato dimostrazione di essere capaci. Sì, insomma, la Silicon Valley è stata creata da Fagin, senza Fagin sarebbero ancora nell'anteguerra. La più grande azienda tecnologica è stata l'Olivetti, che è stata spiata per anni dagli americani, quindi insomma più di qualcosa sappiamo fare. Sanno vendersi meglio, quindi dobbiamo imparare un po' su sto marketing. Esatto, e sappiamo meno fare la guerra rispetto agli americani, però su tante altre cose secondo me siamo molto più bravi, e bisogna far pian piano cultura che insomma ce la possiamo fare. Non è inutile star qui sempre a piangersi. Quindi mi pare di capire che tu sei fiducioso sul futuro, non hai paura dell'intelligenza artificiale. Allora, sono realista, nel senso che comunque mi pongo dei dubbi, delle paure. Io non sono un positivista, sono un realista. Chiaramente sono fiducioso che ci sia una parte che piano piano, soprattutto se ci sono delle persone che pian piano cercano di far cultura in quest'ambito, si renda il tutto più umano, e che ci sia dopo magari anche un periodo brutto, non dico che non ci sia, anzi ne sono pienamente convinto, ci sia poi una rinascita più positiva. Ecco, io mi definisco realista. I positivisti... Hai un sogno tu come imprenditore? Cosa vorresti realizzare? Hai un sogno? Diciamo, allora, da una parte ho un sogno imprenditoriale, che è quello, come dicevo, che poi pian piano l'azienda si vada avanti da sola e che riesca ad applicare non solo nell'azienda informatica, ma magari domani in un altro tipo di aziende. Ho anche l'idea di fare un'impresa culturale, per dimostrare insomma che è possibile quello che ho messo in tesi.
L'altro grande sogno è quello, insomma, che porto avanti, è quello di pian piano creare una famiglia, e tutto ciò che oggi sembra assurdo, ok? Visto che abbiamo il 70% mi pare di coppie, di matrimoni che poi falliscono, eccetera. Io tutto ciò che prima sembrava normale, che negli ultimi 20 anni è risultato assurdo, invece voglio cercare piano piano di farlo diventare il tuo sogno. No, il mio sogno è piano piano di far tornare la normalità, insomma, ecco, perché mi pare che si stia andando un po' troppo fuori dai binari a volte. Alberto, siamo arrivati alla fine, c'è il domandone finale che faccio sempre a un giovane te che parte, comunque a un giovane imprenditore che parte. Che suggerimenti dai? Allora, che secondo me la storia insegna tantissimo, e ciò che ha insegnato a me la storia è che come Giotto è diventato Giotto grazie a Cimabue, oggi se uno vuole buttarsi nell'impresa, la prima cosa che deve fare è invece cercarsi un Cimabue che gli insegni bene un mestiere, anche sbatterci la testa 5-6 anni, 7. Io ho avuto la fortuna poi di aver mia madre nel mio caso, ma non tutti ce l'hanno, che gli insegni bene, perché se poi impari bene tutto da un vero maestro, allora poi la strada diventa molto molto più facile. Dall'altro chi ti dice che è tutto impossibile, eccetera, non è vero. Non troppo l'esaltazione, perché poi ci sono oggi quelli che sui social, eccetera, io sono imprenditore, magari sì, non sanno cosa essere imprenditore vuol dire aver sotto delle persone, avere la responsabilità di dar da mangiare a delle famiglie. Quello vuol dire essere imprenditore, no? Mettersi a far l'ultima cavolata che c'è sui social. Quindi sicuramente quello che io consiglio è quello di trovarsi una persona, e dall'altro non farsi bloccare troppo, ma in maniera pragmatica pian piano di inseguire il suo sogno. Mentore, esatto, perché crescere e continuare a inseguire il proprio, la propria direzione. E poi ricordo a quelli troppo tecnici, ricordo che ogni tanto anche uscire dal tecnico e ogni tanto parlare, confrontarsi è importante, ecco, perché c'è quelli che sono troppo e sono poco tecnici, e quelli che sono troppo da una parte sono sempre aristotelico. In teoria bisognerebbe avere un equilibrio tra gli emisferi razionale e quello emozionale. Siamo arrivati alla fine, grazie Alberto. Grazie a voi. Se vi è piaciuto questo video mettete like e soprattutto condividete, e scrivete nei commenti se avete qualche imprenditore da segnalare per intervistare, perché lo scopo che abbiamo in questo podcast è raccontare storie e portare un po' di eccellenza del nostro territorio a essere conosciuta. Alberto, ci si vede presto con tutte le cose che fai e facciamo anche ogni tanto assieme. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie a tutti e buona giornata. Mi raccomando, condividete e proseguite con i prossimi podcast che ci saranno.